Amici, buongiorno, bentornati allo Scrigno del Calcio e benvenuti in quest'altra nuova rubrica. Dovevano prendere il posto nuove rubriche dopo la fine dei vecchi programmi TV e della rubrica Sfogliando gli album, e oggi parte le vecchie avversarie. Allora, io ci provo, non so quanto successo, ve l'ho detto ieri in chiusura del video su dei perfetti sconosciuti, David Niati, andatelo a vedere se ve lo siete perso. Non so quanto successo potrà avere, sinceramente questo è un episodio pilota, io provo a vedere se ha interesse, perché a volte davvero sfogliando, non dico gli album, ma sfogliando qualche almanacco, andando su internet, mi imbatto in partite delle squadre italiane contro avversarie straniere di cui io o non ricordo o non so assolutamente nulla, che poi in fondo è quello che potrebbe capitare anche all'estero ad un tifoso di una squadra che magari in Europa ha incontrato delle squadre italiane che oggi sono un po' decadute. Adesso non dico la Sampdoria, che magari ha una storia un po' più rilevante e che comunque è in Serie B, ma potrebbe capitare con la Sampdoria. Ma ecco, non so, un tifoso di una squadra che ha affrontato, ecco, l'Empoli, il tifoso dello Zurigo che ha affrontato l'Empoli nella sua unica esperienza italiana, o il Cesena negli anni 70, a dire ma questa squadra italiana, il Cesena, che negli anni 70 ha fatto la Coppa UEFA, dove è finita? E allora proviamo a vedere alcune squadre che hanno affrontato i club italiani nelle coppe tanti anni fa, dove sono andate a finire. È un po' un miscuglio tra appunto perfetti sconosciuti e che fine hanno fatto. Io lo chiamo le vecchie avversarie, e mi è venuto in mente guardando le immagini di una partita di Coppa UEFA della stagione 87-88 tra il Verona e lo Sportul, denominazione della polisportiva Sportul Studentesc Bucarest. Ovviamente io non sono rumeno, quindi sicuramente avrò sbagliato tutto nella pronuncia, mi perdonerete amici della Romania. Squadra che ha festeggiato tra l'altro da una decina d'anni anche il centenario, è una polisportiva un po' come la Lazio, quindi ha diverse sezioni. Io sono andato sul sito, perché poi notizie della sezione calcistica non ce ne sono più, sono andato sul sito proprio a cercare di tradurlo anche dal rumeno. C'è la sezione del rugby, c'è la sezione del ciclismo, c'è la sezione della pallacanestro, ci sono tantissime sezioni dello Sportul, che fondato nel 1916 ha vinto una Coppa dei Balcani nel 1979 e come miglior risultato nel campionato rumeno ha un secondo posto nella stagione 85-86 ed ha dato, non dico i natali, però i natali calcistici a Gheorghe Hagi, che prima di essere ceduto alla Steaua di Bucarest era cresciuto proprio nello Sportul, che ha affrontato due volte squadre italiane. Nei 32esimi di finale della Coppa UEFA 84-85 ottiene un risultato straordinario all'andata contro l'Inter, vince 1-0 in Romania. Al ritorno, poi parlano del catenaccio degli italiani, ma lo Sportul arriva a San Siro con il dichiarato intento di proteggere lo 0-0, di far passare solo il tempo, si schiera praticamente in difesa a rintuzzare gli attacchi dell'Inter. Sembra una partita di squash. Vi ricordate lo squash che era in voga fine degli anni 80, inizio degli anni 90, si batteva, era una sorta di tennis contro il muro? L'Inter fa una cosa del genere. Il muro dello Sportul resiste fino a più o meno a metà ripresa, quando segna Liam Brady. L'Inter si porta sull'1-0, si andrebbe ai tempi supplementari se non fosse che Rummenigge trova anche il gol del 2-0 e l'Inter passa il turno. E poi c'è la seconda esperienza dello Sportul contro squadre italiane. Nella Coppa UEFA 87-88 si spinge addirittura al terzo turno della Coppa UEFA e perde entrambe le partite contro il Verona, 3-1 al Bentegodi per gli scaligeri e 1-0 in Romania. È caduta poi successivamente nelle serie inferiori. Oggi esiste ancora la polisportiva, ma manca la sezione calcistica, e tra l'altro sul sito dello Sportul c'è proprio scritto nell'anno del centenario, nel 2016,
Speriamo che presto anche la sezione calcistica torni a far parlare del club studentesco appunto di Bucarest. 36 campionati della Serie A rumena, 2 partecipazioni alla Coppa UEFA contro squadre italiane. Come abbiamo visto, questa è la rubrica alle vecchie avversarie. Se voi avete delle squadre che vi ricordate che hanno affrontato club italiani negli anni 70, 80, 90, quando volete, e che oggi non sapete dove sono, volete che si raccontino le loro storie, le loro vicende, scrivetemelo sotto nei commenti. Vediamo come va questa rubrica, a me un po' affascina, ditemi che ne pensate e noi ci vediamo domani, perché domani c'è la partita della settimana e andremo ad affrontare una delle partite più attese di questa giornata, di questa appunto di questo turno di Serie A. Rimanete là, ciao.